Allora, io mi chiamo Gianni Piveri, vengo dalla Sardegna, sono in un circolo saldo Quattro Mori, che mi piace moltissimo perché ha ricostruito e mantiene le tradizioni della Sardegna. Quando vengo qui e sento di nuovo i profumi, i sapori che ho lasciato nella mia terra. Sono ormai oltre 50 anni che sono qui a Torino. Nella mia vita sarda ho fatto un po' di lavori nel settore edilizio, non mi piaceva molto perché mi sentivo sfruttato e non era un lavoro che mi avrebbe dato un futuro sereno per poter avere una famiglia e vivere con serenità. Questa è la ragione che mi ha spinto dopo il militare a venire a Torino, dove c'erano già alcuni miei familiari, fratelli e sorelle, che stavano già lavorando in fabbriche torinesi, e anch'io dopo qualche mese sono andato a finire a lavorare in una fabbrica molto grande che si chiama Michelin. Ho lavorato lì per circa 13 anni facendo i 3 turni e facendo più lavori. Ho concluso la mia vita lavorativa all'interno della fabbrica facendo all'interno esperienza sindacale come delegato, poi successivamente come membro dell'esecutivo e come magazziniere dello stabilimento. Nell'87, dopo l'esperienza dell'84 importante per la mia vita sindacale, in quanto ero responsabile degli autoconvocati nel Piemonte e il portavoce ufficiale di quanti a migliaia di consigli di fabbrica costruivano questo grande movimento, ho avuto l'onore di fare le conclusioni con a fianco a me Fausto Bertinotti, che allora era segretario generale della CGIL del Piemonte, e Luciano Marengo, segretario generale della Camera dei Lavori di Torino. Dopo l'esperienza dell'84 mi fu chiesto di uscire per fare il sindacalista, io non accettai perché ritenevo sbagliato utilizzare la mia esperienza fatta negli anni precedenti e in quegli anni e lasciare i miei compagni, che erano in particolare i compagni della Michelin di Dora, in crisi, lo stabilimento, tant'è che dopo una decina d'anni è chiuso, e mi pareva di approfittare di una notorietà che mi derivava dai lavoratori che in quel periodo credevano nelle cose che facevo insieme a tanti altri, e dissi di no. Poi nell'87 fui chiamato di nuovo da Luciano Marengo, Fausto era già finito a Roma e mi proposero di fare il segretario dei chimici di Torino. Ho fatto per circa 9 anni segretario dei chimici, facendo parte anche del direttivo nazionale dei chimici, un'esperienza straordinaria, perché ho avuto modo di conoscere migliaia e migliaia di lavoratori, ho fatto assemblee in orari diversi, giorno e notte, ho avuto modo di leggere e di studiare le monete che allora erano presenti in Europa, non esisteva ancora l'euro. Vi erano comunque nel territorio piemontese molte imprese che erano multinazionali, quindi se volevi fare il sindacalista in modo serio per rappresentare al meglio i lavoratori dovevi studiare molto e studiare anche le monete per valutare le diversità economiche che esistevano fra i lavoratori dello stesso settore, in alcuni casi della stessa impresa, che magari si chiama Michelin piuttosto che Goodyear, piuttosto che altre fabbriche del settore farmaceutico e petrolifero. Poi, dopo questa esperienza straordinaria, mi venne dato un incarico di fare il segretario organizzativo dei pensionati di Torino, perché avevo maturato negli anni l'esperienza di gestione del personale, in particolare dal punto di vista economico e organizzativo, e per alcuni anni mi chiesero di mettere in ordine questa struttura che aveva qualche disordine
non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista organizzativo. Poi mi fu chiesto dopo qualche anno di fare il segretario organizzativo della Camera del Lavoro, quindi una roba estremamente importante. Quando mi fu fatta la proposta ci pensai attentamente perché non sapevo se ero all'altezza di svolgere un lavoro così difficile e la gestione indiretta di 13 categorie con migliaia e migliaia di lavoratori del settore che guardavano e tutelavano per quanto possibile i lavoratori più disparati, dal settore edile, dal settore metalmeccanico, chimico, come dicevo prima, farmaceutico, pubblico impiego, insomma, tutte le categorie che erano presenti e che tuttora sono presenti non solo in Piemonte ma in Italia. Dopo questa esperienza che io reputo straordinaria, ero giunto al termine di questa esperienza per modello organizzativo della CGIL e mi fu proposto di andare a fare il segretario organizzativo regionale dei metalmeccanici della Fiomma. Decisi di accettare, feci lì altri 3 anni, misi in ordine sempre dal punto di vista della gestione, ma in particolare dal punto di vista economico, materia che ho studiato anche a livello universitario con le ore che mi erano consentite dalla legge, e credo di aver dato un contributo che mi portò successivamente ad avere una proposta estremamente importante, quella di fare il segretario generale degli edili del Piemonte. Accettai subito perché mi ricordava la mia infanzia all'edilizia, mi ricordava la fatica, la pericolosità del lavoro nell'edilizia. Ancora oggi ci sono centinaia di persone che muoiono annualmente, tutte le regioni sono coinvolte, su 1000 circa persone che muoiono all'anno, un quarto sono dell'edilizia, se non quasi un terzo. Decisi di accogliere questa richiesta e di propormi un impegno insieme alle altre strutture dei territori e alle province del Piemonte perché ottenessimo dei controlli più severi da parte degli enti preposti. Devo dire con molta serietà che a tutt'oggi purtroppo molti enti non hanno gli strumenti del controllo. Quindi noi quando riscontriamo una riduzione delle morti che vengono chiamate morti bianche, ma sono morti nere, non morti bianche, quando il numero diminuisce bisognerebbe fare il calcolo di quanti lavoratori in quel periodo operano, lavorano, perché se in quel periodo, come è successo nel 2020 e 2021, sia per effetto Covid che per altri fatti che sono avvenuti, hanno portato a una diminuzione della mortalità nel settore edile e molti facevano gli applausi senza capire che il numero era diminuito per effetto del numero che non lavorava più nel settore. Non ho finito l'esperienza mia personale perché concluso i miei 8 anni nel settore dell'edilizia, io ho chiesto di andare in pensione avendo maturato i miei requisiti, anche se il regolamento CGIL mi consentiva di stare ancora alcuni anni, ritenevo fosse più corretto lasciare ad altri la possibilità di fare esperienza come io avevo fatto in quasi 30 anni di militanza nella CGIL. La CGIL regionale insieme alla CGIL nazionale e all'Auser nazionale mi proposero di fare il presidente regionale dell'Auser, un'associazione di volontariato e di promozione sociale che in Piemonte conta oltre 20.000 soci, 20.000 iscritti, e a livello nazionale circa 300.000. Devo dire che l'esperienza che mi ha maturato di più
perché ho visto uomini e donne, ragazzi e ragazze, che hanno e continuano a dedicare il loro tempo per assistere e aiutare le persone più deboli, le persone, quelle che hanno parenti solo se sono benestanti, non hanno parenti se sono poveri, e quando mi riferisco ai parenti, a volte mi riferisco ai parenti più vicini alle persone più deboli. E in quell'esperienza regionale credo, insieme a tutte le altre persone, di aver contribuito a far crescere la presenza delle persone che hanno dedicato il loro tempo e continuano a dedicarlo alle persone, e parlo di centinaia di migliaia di persone. Poi provate a immaginare che in un solo anno noi, per effetto degli accompagnamenti alle persone più vulnerabili, più deboli, verso gli ospedali per chemioterapia, per assistenza di altro genere, abbiamo fatto nel 2017-2018, anno per anno, oltre 2 milioni e mezzo di chilometri, con una proprietà delle province di circa 150 auto, ma con alcune migliaia di auto che vengono messe a disposizione dai singoli volontari che, oltre a dedicare il loro tempo, mettono a disposizione anche i loro strumenti per poter aiutare i più anziani. Credo di poterla finire qui, perché poi fine 2017, avendo maturato gli 8 anni, ho deciso anche qui di lasciare, pur avendone ancora davanti quasi un anno, perché era opportuno che i cambiamenti continuassero, e non era possibile che continuassero con le stesse persone che prima avevano effettuato e provato a cambiare alcune cose. Ho lasciato con dispiacere, pur con tutta la mia convinzione, continuo ad essere ancora oggi convinto delle mie scelte, ma continua ad essere l'esperienza che mi ha maturato dal punto di vista umano, dal punto di vista della condizione sociale che vivi e che verifichi in giro per il Piemonte. E il Piemonte è una piccola Sardegna, pur avendo 4 milioni circa 4 milioni e 2, 4 milioni e 3 di abitanti. Il Piemonte, come la Sardegna, ha zone montane, zone dove si coltiva la terra, e come in Sardegna la terra è bassa, per lavorarla bisogna abbassare la schiena, averne voglia, accudiscono gli animali, vivono un'esperienza che in molte situazioni mi ha riportato alla Sardegna. La cosa che però mi manca di più della mia Sardegna, perché per me è ancora la mia terra e lo sarà sempre, sono i profumi, i sapori, i colori, la sera buia, le miliardi di stelle che riuscivo a vedere. Ovviamente penso ai miei cari, alle persone più vicine, a tutte quelle persone che oggi non ci sono più, che sono stati maestri di vita, che mi hanno trasmesso anche la cocciutaggine di come siamo noi sardi, ma in molte circostanze questa cocciutaggine mi è servita a mantenere sempre ferma l'idea sana del rispetto delle persone e non considerare mai gli altri inferiori a te stesso. Ho imparato dalla vita, in questi 40 anni ormai e oltre che ho lavorato in tutte le situazioni, ho imparato molte cose dalle persone più umili, quelle che facevano la premessa e ti dicevano: mi scuso, io non sono capace a parlare, non ho mai parlato davanti al microfono. Tu l'ascoltavi e magari da loro recepivi la soluzione ad alcuni problemi che tu da tempo stavi ricercando. Il mio essere sindacalista e diventare sindacalista, perché ci vogliono anni per diventarlo seriamente, studiare tantissimo fino all'ultimo giorno, non l'ho mai utilizzato con l'idea
che questo mi desse il diritto o meno ad essere di Torino o ad essere nella città di Torino, perché essendo orgoglioso della mia terra, io non ho mai avuto regali. Sono ancora oggi contrario ai regali, io amo farli i regali, non riceverli. Quindi ho dato tanto, ricevuto tanto, non credo di poter dire di avere dei debiti nei confronti dei miei colleghi, degli amici, dei piemontesi, dei torinesi, delle migliaia di sardi che ho incontrato, che erano orgogliosi loro di conoscermi, di sapere che un sardo per loro aveva fatto strada. Io mi sentivo e mi sento ancora oggi con i piedi per terra, ma mi sento con i piedi per terra perché la mia cultura sarda non l'ho mai scambiata, non ho mai tentato di imitare le terminologie piemontesi per essere riconosciuto all'interno del territorio dove ho abitato, dove mi è stato dato lavoro, dove vivo e ho una famiglia straordinaria. Ma non dovevo superare degli esami per essere un uomo. Io sono arrivato come uomo e quando me ne andrò, non dal Piemonte, perché ormai ho famiglia qui, quando supererò il tempo, il mio tempo, io lo avrò vissuto come uomo, senza appartenenza, se non ai miei valori, alle cose che i miei mi hanno insegnato, mi hanno trasmesso. Sì, il peso sì, l'ho sempre sentito perché intanto ero onorato delle cose che mi dicevano, che io stesso non valutavo come loro le valutavano. Lo scambio però è sempre stato alla pari, nel senso che io non ho mai ritenuto che il mio ruolo, stante la responsabilità enorme, perché gestire contratti, modificare contratti in positivo e non sempre in positivo, può modificare la vita delle persone e delle loro famiglie. Quindi ho sempre sentito questo peso come un peso che si poteva superare solo con lo studio, con l'analisi, con la ricerca, con la preparazione. I miei colleghi sardi che ho conosciuto, che conosco ancora tutt'oggi, che hanno militato in altre responsabilità. Stamattina so che qui c'era Antonino Carta, un compagno straordinario, che ha svolto un compito straordinario in un tema molto delicato come quello del commercio. Ho conosciuto tanti amici, avvocati, sardi, tanti altri che hanno fatto e fanno sindacalisti. Io non ho molti amici sardi, non perché abbia dei problemi con i sardi, ma perché il mio essere sardo mi ha portato a leggere il rispetto verso le persone senza che questo stridesse con culture diverse che in Sardegna in alcuni momenti ci portano a discutere anche fra noi di cose non simpatiche. Quante Sardegne ci sono? Quante lingue ci sono in Sardegna? Ognuno di noi pensa che la sua lingua sia la lingua sarda. Ognuno di noi pensa di portare il suo tesoro di cultura, che è sicuramente il migliore della cultura degli altri. Mentre io penso che i sardi, la Sardegna, abbia bisogno di lavorare insieme per valorizzare di più i prodotti della terra della Sardegna, i vini, i prodotti della cultura della Sardegna, non imitare altre culture sia dal punto di vista musicale che sia dal punto di vista culturale. Ciascuno deve mantenere le sue radici. Semmai la Sardegna, invece di richiedere una sorta di essere da soli, noi dobbiamo essere intanto più uniti fra noi in Sardegna, per rivendicare un diritto straordinario, che è quello dell'avere il lavoro. Lavoro però vuol dire avere un lavoro dignitoso,
perché si può avere il lavoro e avere un lavoro povero ed essere ancora poveri nonostante sia lavoro. Mentre ai miei tempi, quando ero ragazzo, se uno entrava a lavorare, la famiglia era felice perché diceva si è sistemato. Adesso tu puoi avere un lavoro, essere sfruttato e non ti sei sistemato. Ti hanno sistemato gli altri per le feste. In Sardegna dovremmo combattere di più per le infrastrutture. Io, quando sono partito in nave la prima volta, parlo del 63, ci volevano 12 ore per arrivare alla terraferma della penisola. Oggi ce ne vogliono 12 ore. Sono passati più di 60, quasi 60 anni. Ci sono delle strade in Sardegna che sono pericolose. Quando parlo con chi abita in Sardegna e parlo di questo mi dicono ma io lo faccio tutti i giorni e non ho problemi. Che poi ci siano meno i cartelli e che non ci sia l'indicazione di alcune strutture straordinarie, penso ai nuraghi, penso alle ricerche che sono state fatte nel sottosuolo, quindi dei prodotti minerali della Sardegna, e non sono visibili. Cioè devi essere sardo, amico dei sardi, che ti dicono dove stanno queste grandi strutture megalitiche che sono la storia del mondo, non solo della Sardegna. E questo purtroppo noi sardi, stando in Sardegna, a volte lo banalizziamo. Poi la Sardegna non è solo 3 mesi all'anno. Io quando avevo ancora i miei genitori vivi, negli ultimi anni che non stavano tanto bene, sono andato in altri periodi dell'anno, non solo il periodo delle ferie. Io ho visto una Sardegna che alle 7 c'è il coprifuoco, c'è tutto chiuso. Vedere una donna per strada è difficile, ci sono dei bar dove ci sono i soliti fumatori che si passano la cicca e che si raccontano le cose del passato e continuano ad immaginare che il passato sarà anche il futuro. E questo non mi piace molto. Questo stride con i valori straordinariamente sardi che io amo tanto, che è quello che dicevo prima. I profumi, potessimo scatolarli, metterli in bottiglia, dovremmo venderli, perché sono profumi della terra, profumi del mirto, il profumo delle rose che vivono in un'altra terra. Il mare, le onde, le scogli, non il mare quello che è vissuto con gli ombrelloni, ma il mare che il mattino ti lascia la nebbia negli occhi, cammini e lasci le orme e per un po' restano, mentre durante il periodo dell'estate la tua orma viene schiacciata immediatamente dall'altro che ci sta dietro. Forse sono innamorato di un amore che non sempre mi è stato corrisposto, però io continuerò a esserlo innamorato della mia terra.